Cari amici del Minuto Politico, di nuovo in compagnia dell'assessore Ciano Contin e della nostra showgirl Elsa Fagin. Buonasera a tutti, a voi che ci ascoltate da casa, a voi amanti della TV e delle belle donne. Che si chiama Le Belle Donne se su un altro canale. Per piacere assessore, stia buono, stia buono. Showgirl, Per piacere assessore, perché oggi ce n'è per lei, abbastanza, anche certo che sì, perché molti ci scrivono da casa che lei non è all'altezza di sostenere un discorso sulla cultura, perché pare non essere in grado di sapere anche le cose più banali. Ci scrivono in tantissimi, vero? Sì, c'è una mail che arriva da Moena, dove ci scrivono Rosetta e Fiona. Rosetta e Fiona da Moena, certo che sì. Sì. E gli dicono: assessore, lei se la sentiresti di sottoporsi a un test di cultura generale? Senz'altro, mai paura. Beh, allora guardi, io ho l'allegato A che ho stampato. Questo è il primo allegato, ce ne sono di più? Uno ce n'è. Ma allora perché ha detto allegato A? Perché è l'allegato A, la mail. Allegato A. Allegato A? La mail. La mail. Ma allegato a cosa, scusa? Alla mail. Perché alla mail? Ma io l'ho slegato per darglielo, se no non me lo facevo. È un file. Chi? È un file. Cos'è un file? PDF. Questo è PDF. Senz'altro. Io non riesco a capire come vi facciate a capire voi due su queste cose. Va bene, comunque allora inforco gli occhiali perché non voglio assolutamente sbagliare nessuna domanda di quelle che ci scrivono da casa, le nostre amiche da Moena. Allora, la prima domanda è la seguente: le dirò una parola, lei dovrà dirmi sinonimi e contrari. Vabbè. Felice. Sinonimi e contrari. Sì, ma le ha già dato la risposta, mi scusi. Facile questa, dai va, seconda va. Devi dare la domanda senza darle le vabbè, la seconda domanda è la seguente: un quarto d'ora prima delle 13:15 equivale a? Pranzo. Sì, ma a che ora? Ma dipende da che ora uno pranza, scusi. Di che ore mangi di solito? Che Se ore uno ha i turni, mangia anche le 2:30. Non c'entra i turni, intendo, cioè un quarto d'ora prima delle 13:15. Sì. Che ora è? Un botto! Come vai? Ho paura dei botti. Hai paura dei botti. Allora, possiamo passare alla domanda successiva, lasci stare la luna. Allora, la domanda successiva è questa: un chilometro equivale a 100 metri, 1000 metri, 10.000 metri. Questo è facile. Domanda tra bocchetto. Lei ci gioca? Ma cosa dice? No, è una domanda semplicissima. Quanto equivale un chilometro? È semplicissimo. Trabocchetto? Ma che trabocchetto di cosa? Quanto? Cioè, un chilometro, quanti metri sono? Dipende. Ma dipende da cosa? Te vai a piedi, te vai in macchina? Sì. Ma come dipende, scusi? Sì, scusi, Ma no, sarà la stessa distanza indipendentemente. Ma è no? fuori di testa? Ma cosa dice? Ma scusi, cosa vuol dire? Ma se lei va a piedi o va in macchina è la stessa cosa. Cioè... Non è la stessa cosa, fa prima in macchina a testa. Va bene, allora non so, devo andare a Roma, vado a piedi, arrivederci, arrivo l'anno prossimo. Vado in macchina, invece ci arrivo in un mese. Domanda tra bocchetto, allora facciamo così: quanti metri sono in macchina? Dare dove? Domanda successiva, Però è difficile capirsi. Se mi trovo a Monaco, sono in... Briago. Bravo assessore. Racconta qui l'acqua che birra a Monaco. Sì, Briago sicuro. Bravo assessore. Va bene, alla prossima puntata del Minuto Politico. Cioè, a proposito, ti conto una barzelletta, ascolta. Sai qualche sia differenza tra uno imbriago e uno che ha freddo alla testa? No. Nessuna, perché tutti e due va in cerca di un baretto. È baretto. Io ho visto gente che beve anche senza il cappello, però.